Le recenti manifestazioni di protesta contro l'esagerato aumento delle bollette energetiche vedono il cartello sociale della provincia di Agrigento a fianco delle imprese e delle famiglie tanto duramente colpite da queste folle dinamiche. Una situazione a dir poco drammatica che si mette in relazione con i dati del 21° rapporto della Caritas dal titolo "L'anello debole". Un rapporto che ci consegna un quadro che desta grandi preoccupazioni, con sempre più famiglie che vivono in condizioni di povertà, anche con conseguente dello strascico economico e sociale della pandemia, uno scenario insomma già fosco in cui si innestano adesso le difficoltà legate pure al caro bollette. In questa direzione il cartello sociale di Agrigento condivide le preoccupazioni dei cittadini affinché il governo provveda tempestivamente ad adottare misure atte a impedire la chiusura di tante aziende, scongiurando la prospettiva di far piombare nella povertà assoluta tante famiglie, non più in grado di sostenere gli aumenti delle bollette e la crescita esponenziale dell'inflazione. Ringraziamo il prefetto di Agrigento per la consueta disponibilità ad ascoltare le istanze dei manifestanti. Il cartello sociale di Agrigento auspica che le battaglie così importanti e che interessano tutti indistintamente possano fin da principio coinvolgere vari protagonisti della comunità in modo da poter incidere con più autorevolezza nei confronti delle autorità competenti, come è stato dimostrato in altre occasioni quando il livello massimo di collaborazione e sinergia ha prodotto risultati positivi a vantaggio del nostro territorio.